Arte e impresa, un connubio consolidato come testimonia la mostra ospitata in Via Veneto nel cuore di Roma nella sede di Fintecna. Maria Teresa Laudando. Una vasta collezione di opere d'arte raccolta dall'IRI negli anni 50 e 60 nell'acquisizione di fondi appartenenti a banche o altri enti in difficoltà o comprata direttamente dall'azienda di Stato. È un esempio di come in tempi non troppo antichi venisse valorizzato il rapporto tra impresa e produzione artistica. La mostra permanente di queste opere, oggi ospitata da Fintecna nella sua sede di Via Veneto, ha fatto da sfondo ad un incontro organizzato da Federmanager Roma e dedicato al Lazio. Siamo molto interessati a coniugare l'impresa, l'arte e lo sport. Sono tre tematiche che noi sempre affrontiamo da anni, tenendo conto che le meraviglie di Roma che fanno parte dell'arte sono strettamente connesse con lo sport e con l'imprenditorialità. L'obiettivo della manifestazione di oggi è riprendere la lezione dei grandi manager di Stato dell'IRI che hanno ricostruito l'Italia negli anni 50 e 60 e l'hanno fatto come? Unendo arte e impresa, cultura umanistica e cultura scientifica. Oggi dobbiamo fare la stessa cosa perché il Paese ha bisogno della contaminazione tra questi mondi se vuole rinascere nuovamente. E ora un videocomunicato